la pandemia non è finita, le materie prime costano, i rincari dell'energia voi vedete che sono forti, c'è una speculazione in atto, non so come, non so chi, però c'è un'inflazione al 12%. Ci sono gli italiani che sono più poveri. È una disamina che non fa sconti, quella di Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. Bene la ripresa seguita dall'euforia, ma valutiamo il momento perché non ci sono soldi da spendere, afferma Doglioni, che parla di una crescita del territorio veneto in generale, terra di turismo e della montagna, che deve andare di pari passo con la formazione. Non possiamo più pensare di fare quello che abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Dobbiamo cercare l'eccellenza. Pronti e preparati dobbiamo farci trovare per le prossime Olimpiadi con offerte che il mondo si aspetta da noi. Non possiamo essere mediocri e quindi tutto il Veneto, la provincia di Belluno in maniera particolare per queste, deve essere il massimo dell'offerta, sia nel commercio sia nel turismo. Un comparto che nelle terre alte sta soffrendo a causa di una moltitudine di fattori che ruotano attorno alla denatalità e allo spopolamento. Le zone alte hanno bisogno di servizi. Ecco che i negozi sono indispensabili nelle zone alte, perché senza negozi, senza dei punti di riferimento, non vive quel paese. Doglioni guarda ai finanziamenti messi in campo dai vicini trentini a favore del commercio, che pur in zone disagiate rappresenta un altissimo valore sociale oltre che un servizio indispensabile. Avendo viabilità, che non abbiamo, speriamo con le Olimpiadi, avendo servizi, vivere in queste zone vuol dire vivere bene.